Rieccoci insieme. Adesso vorrei dare la parola a Maurizio Ferron, segretario CGIL del Veneto, perché parliamo di appalti. Più tutela a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto, più garanzie per i dipendenti diretti dei committenti. Cosa si intende per appalti? Giusto, domanda da cui partire senz'altro. Cosa intendiamo quando parliamo di appalti? Intanto parliamo di come è organizzato il nostro sistema produttivo in generale. Tra l'altro gli appalti li troviamo sia come committenti l'ente pubblico sia appunto in tutti i settori privati, praticamente in ogni luogo di lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori in appalto sono un po' più di 3 milioni, sottostimati anche, insomma tra i 3 e i 4 milioni in Italia, sui 24 complessivi di lavoratori tra dipendenti e autonomi. Quindi è una fetta importante. Ma in realtà il sistema degli appalti è un sistema che ha permesso in questi anni a tutto un sistema produttivo, quindi alle aziende, di esternalizzare, appaltare, pezzi di attività, pezzi di servizi, eccetera, via via scaricando in basso i costi, quindi riducendo i costi e come conseguenza per le lavoratrici e i lavoratori riducendo salari, diritti e anche condizioni di sicurezza, condizioni di lavoro. Quindi quando parliamo di appalti non parliamo di quel pezzettino lì che riguarda direttamente i 4 milioni circa di lavoratrici e lavoratori, ma parliamo di come è organizzato tutto il sistema produttivo e anche la qualità del lavoro. Detto questo, 2 dati mi sembra utile richiamare. Il primo è che il 67%, i 2/3, degli infortuni mortali o molto gravi avvengono nel sistema degli appalti. E non è un caso. Quindi non sono lavoratori dipendenti dall'azienda per lo più formati come dovrebbe essere, eccetera, oppure abituati, ma sono persone che lo svolgono da esterni. Sì, quindi svolgono da esterni all'interno dello stesso luogo di lavoro, spesso, qualche volta in luogo altro, ma svolgono a volte lo stesso identico lavoro dei lavoratori dipendenti della casa madre, insomma dell'azienda committente, per capirci, però a condizioni molto peggiori dal punto di vista dell'applicazione contrattuale, del salario, ma anche delle condizioni di salute e sicurezza, tant'è, come dicevo prima, che questi sono i dati. Ma di questo non è responsabile l'azienda committente, appaltante, ma l'appaltata? Adesso arriviamo, perché invece c'è una responsabilità del committente. Secondo dato, che mi pare pure significativo, è che il rapporto dell'attività nazionale anticorruzione e anche dell'Ispettorato del Lavoro ci dice che nel 2025 accertati ci sono state quasi 15.000 segnalazioni di appalti illeciti e l'ANAC, l'attività anticorruzione, segnala appunto che proprio nel sistema di appalti, subappalti, forniture e così via si annida, si apre per così dire la possibilità concreta di infiltrazione delle organizzazioni criminali. E questo anche in Veneto. Il Veneto, tra l'altro, per segnalazioni di minacce o intimidazioni agli amministratori locali sul sistema degli appalti, siamo la 7ª regione in Italia, quindi non proprio l'ultima, ecco, segno che è molto investita anche la nostra regione su questo. Allora, che cosa diciamo rispetto a tutto questo? Con la proposta di legge che appunto presentiamo, noi vorremmo far ritornare gli appalti a quello che era lo spirito e la condizione che la legge prevedeva prima di tutta quella deregolamentazione che è avvenuta nel 2003 con la legge Maroni. E quindi ricordiamolo a chi non se lo ricorda. Ecco, che allora un appalto dovrebbe aiutare a fornire un'attività di tipo professionale molto specifica. Faccio un esempio. Se io sono un'azienda e produco biscotti e ho bisogno dell'elettricista che mi faccia l'impianto elettrico,
ho bisogno dell'elettricista, quindi è evidente che quella è un'attività di tipo professionale. Altra cosa è invece come si è sviluppato poi nel corso di questi 20 anni o poco più, un sistema che invece delega la produzione dello stesso articolo per cui la casa madre è titolare, per così dire, a via via laboratori di appalti e subappalti. I casi più eclatanti sono anche le inchieste del procuratore di Milano, che hanno svelato appunto un sistema che riguarda le più importanti case moda, che delegavano la costruzione, la realizzazione di borsette che poi vendono a prezzi tra l'altro molto, molto elevati, a laboratori che via via arrivavano anche a situazioni di assoluta clandestinità e irregolarità. Ecco, questo è il sistema degli appalti. Allora, che cosa diciamo? Noi chiediamo con la proposta di legge di integrare, mettere mano all'articolo 29 di quella legge là, quella della legge Maroni del 2003. Quell'articolo prevede appunto il sistema degli appalti, prevedendo tutta una serie di misure che vadano ad escludere la concorrenza a ribasso e il dumping, quindi anche la concorrenza sleale verso le aziende, ecco, perché a pagare sono i lavoratori sicuramente, ma c'è anche una concorrenza sleale che riguarda le aziende, e riportare invece gli appalti semplicemente nel loro alveo, che è quello più legittimo, cioè quello di fornitura di prestazioni di tipo professionale specifico. Ecco, quindi questo fondamentalmente. Per l'azienda appaltante che differenza ci sta tra una cosa e l'altra? Allora, le proposte di legge cosa dicono? Intanto questi 4-5 punti chiariscono bene qual è l'obiettivo di fondo. Il primo è questo: se le lavoratrici e i lavoratori di una ditta in appalto svolgono la stessa attività della ditta committente, ho fatto l'esempio delle borsette, certo, ma vale per qualsiasi tipo di attività naturalmente, devono aver diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori e delle lavoratrici della ditta committente. Fanno lo stesso lavoro, stesso salario, stesso lavoro, stessi diritti. Questo è il primo aspetto. Va detto, tra l'altro, che nel sistema degli appalti pubblici in questi ultimi anni è intervenuto qualche miglioramento nella normativa e questo disgraziatamente a causa di quei gravi incidenti che ci ricordiamo tutti, da Brandizzo nelle ferrovie, l'Esselunga a Firenze, a Bologna la centrale dell'Enel, sono morti annegati quei lavoratori, e poi quelli in Sicilia soffocati di fatto, insomma, ecco. A seguito di queste gravi situazioni è stato modificato il codice degli appalti pubblici inserendo, per così dire, anche lì non solo delle responsabilità del committente, ma anche dei controlli e delle limitazioni rispetto agli appalti. Ecco, noi vogliamo però che queste tutele valgano per tutto il mondo del lavoro, per quello pubblico e per quello privato. Quindi il primo punto è stesso lavoro, stessi diritti, certo, e stesso salario. Questo vale anche per eventuali lavoratori cosiddetti autonomi che lavorano negli appalti, perché anche lì si annida il falso lavoro autonomo spesso, in cui le ditte committenti, giusto per pagare meno anche in questo caso, danno in appalto un lavoro chiedendo poi, insomma, che il lavoratore si apra la partita IVA. Quindi anche per i lavoratori autonomi deve valere lo stesso principio, stesso costo. Altra cosa, come avviene negli appalti pubblici, la ditta committente non può semplicemente prevedere un appalto stabilendo un costo, ma deve anche definire quante sono le ore di lavoro e i lavoratori necessari per fare quel lavoro lì. E qui c'è il tema vero della salute e sicurezza, perché la ditta che concorre per assegnarsi quel lavoro, per vincere l'appalto per l'appunto, le ditte che concorrono, via via offrono
costi più bassi. E dov'è che tagliano i costi? Sul numero delle persone e sulle ore lavorate. E la fretta, la velocità provoca quegli incidenti che sappiamo, questo è palese. Quindi questo è l'altro elemento, quindi bisogna, come avviene peraltro negli appalti pubblici, definire tempi e personale necessario, oltre che naturalmente eventuali costi. Altro aspetto che riguarda sempre salute e sicurezza, ma anche condizioni e diritti, è la responsabilità del committente nel caso in cui la ditta appaltatrice non versi i contributi o paghi in ritardo gli stipendi o non... E come fanno a saperlo? Lo sanno perché i lavoratori a quel punto segnalano, per così dire, che non hanno ricevuto la busta paga. Questo avviene. E quindi succede. Ecco, succede, sì. E quindi deve in questo caso la ditta committente farsi carico di quello che è il pagamento degli stipendi, o nel caso di abbandono dell'appalto, finto fallimento dell'azienda, cose che avvengono, farsi carico anche dei mancati contributi versati a proposito di temi che riguardano poi la pensione. Ecco, infine, l'altra cosa che è importante è l'obbligo di fornire informazioni, parliamo di tutte ovviamente le aziende committenti in questo caso, ai rappresentanti sindacali o alle organizzazioni sindacali, rispetto agli appalti che vengono utilizzati dentro la propria attività, perché questo permette di avere un controllo e anche di avere una maggiore tutela per quelle lavoratrici e lavoratori. Allora, raccolta firme, dove firmare in pochi secondi e cosa sostanzialmente fare? Si può firmare online attraverso i nostri siti, attraverso i siti dei comitati che propongono la legge di iniziativa popolare, attraverso anche il sito del Ministero della Giustizia nell'ambito delle leggi di iniziative popolari, o presso le piazze, o meglio dove siamo noi coi banchetti, e da oggi in poi noi chiaramente avremo più di un'occasione per incontrare le persone e quindi raccogliere la firma cartacea e in qualche modo anche dialogare con tutte le persone che sono interessate, con lavoratori pensionati, lavoratrici e pensionate, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi proposta, perché le nostre due proposte vogliono andare a rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e alle esigenze per quanto riguarda un diritto fondamentale e costituzionale come quello della salute. Non occorre essere iscritti al sindacato, chiunque no. Quindi può recarsi ai banchetti che si vedranno, che da adesso in poi ci sono sul territorio, oppure può farlo online con CIE o SPID, giusto? Esattamente. Questa è la cosa importante. Ricordiamo tutte le sedi dello SPI-CGIL presenti sul territorio, ecco le quali vediamo con i numeri di telefono e la mail, che servono per avere informazioni su queste due leggi di iniziativa popolare, per chi desiderasse ovviamente, oppure per avere informazioni su come fare da casa per chi non può muoversi, ma anche l'altra cosa, andare a recarsi per farsi controllare la pensione, che è una cosa sempre che fa bene. Oppure proiezioni di quella che sarà la pensione, giustamente come ci scrivono alcuni, che magari di la competenza, in questo caso se non è proprio dello SPI, la persona viene mandata al patronato, insomma, per avere una mano. Allora, siamo giunti al termine. L'ultima cosa, quante firme dovete raccogliere? Allora, perché la legge di iniziativa popolare sia tale e quindi la possibilità di essere incardinata in Parlamento, servono 50.000 firme, ma noi ci poniamo obiettivi molto più ambiziosi e quindi vogliamo raccogliere le firme di più cittadini possibili nella nostra regione e chiaramente in tutto il Paese. Raccolte le firme, cosa succede? Raccolte le firme, passano 6 mesi, abbiamo 6 mesi per poterle raccogliere, quindi in autunno ci rivedremo e a quel punto il Parlamento dovrà discutere delle nostre proposte. Perfetto. Allora, grazie Giacomo Vendrame di essere stato qui con noi, segretario SPI-CGIL del Veneto, grazie a Maurizio Ferron, segretario CGIL del Veneto, grazie a voi di averci seguito, vi invito poi a rivedere la puntata su YouTube ma anche sul web e naturalmente a prendere i contatti con le sedi se avete bisogno. Buon proseguimento.